Oggi nell'aula magna dell'Istituto Mario Rapisardi di Paternò abbiamo ricordato la nascita di Mario Rapisardi e nello stesso tempo abbiamo commemorato il professore Nino Tomasello, grande amico dell'Istituto Rapisardi. Abbiamo tutta questa giornata rapisardiana rientra in quello che è il nostro piano dell'offerta formativa. Il liceo sin dagli scorsi anni e soprattutto lo scorso anno dopo la pandemia ha voluto riaprire lo studio su questo autore, a volte sconosciuto dai catanesi e dai locali, ma ha voluto riprendere i suoi scritti, studiarlo dal punto di vista letterario, politico, artistico, socio-antropologico e anche dal punto di vista degli studi che sono stati fatti su di lui all'estero, perché paradossalmente Mario Rapisardi risulta studiato più all'estero che in Italia. Questo ha coinvolto tutti gli alunni dell'istituto, soprattutto gli alunni del triennio, perché alla Paternò è presente il liceo classico e il liceo artistico, per cui noi contemperiamo i due diversi indirizzi, tant'è vero che abbiamo svelato in onore del professore Tomasello una targa di commemorazione realizzata proprio da 4 alunne del liceo artistico, curate chiaramente, guidate e curate dalle professoresse che hanno saputo vedere quelli che erano appunto le loro attitudini. La giornata di oggi ha visto anche l'intervento del professore Barone, emerito di storia contemporanea dell'Università di Catania, e l'intervento della professoressa Pistorio, docente dell'istituto, che ha voluto ricordare il professore Tomasello, ha avuto come moderatrice la professoressa Privitera. Tra le autorità che ci hanno pregiato della loro presenza abbiamo avuto il sindaco di Paternò, il dottore Nino Naso, e il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, il dottore Gaetano Galvagno, ex alunno dell'istituto. Credo che per i ragazzi del liceo oggi sia stata una giornata molto importante, perché loro sono gli eredi di questa cultura che il liceo Rapisardi, di cui mi pregio di essere la dirigente, ha voluto trasmettere loro.